Vincenzo Giambrone e Margherita La Rocca Ruvolo fuori dai giochi. Avevano accarezzato l'idea di diventare assessori nel governo Musumeci che sta per nascere. Per loro è scattato inesorabilmente il semaforo rosso, non imposto dalla politica, dai partiti, ma dalla legge, segnatamente dalla legge regionale del 26 agosto del 1992. L'articolo 12,5 espressamente recita: sono incompatibili le cariche di sindaco, di presidente della provincia, di assessore comunale e provinciale con quella di componente della giunta regionale. Ecco dunque l'ostacolo, l'impedimento che sbarra la strada verso Palazzo d'Orleans ai due politici agrigentini. La Ruvolo, che è stata comunque riconfermata parlamentare all'Arse, sindaco di Montevago; Giambrone, sindaco di Cammarata, la prima eletta nelle file dell'UDC di Cesa, il secondo appartiene invece a Forza Italia ed è coordinatore provinciale degli Azzurri. Era stato lo stesso leader siciliano Gianfranco Miccichè a promettere alla vigilia del voto una poltrona assessoriale al gruppo agrigentino guidato dal neoeletto deputato all'Arse Riccardo Gallo, e il designato era proprio Giambrone. Un altro agrigentino in corsa per un posto, ma nell'ufficio di presidenza, è Roberto Di Mauro, sostenuto dai popolari autonomisti. E intanto ieri c'è stata la proclamazione dei 6 parlamentari eletti nella circoscrizione di Agrigento. La cerimonia si è svolta nella sede dell'ufficio centrale presso il Tribunale di Via Mazzini. Presenti solo in 3: Carmelo Pullare di Licata, Michele Catanzaro di Sciacca e Giovanni Di Caro di Favara. Mancavano all'appello Matteo Manciacavallo del Movimento 5 Stelle, Margherita La Rocca Ruvolo dell'UDC e Riccardo Gallo di Forza Italia.